La mano è buona, ma è a valanze che può essere accesa. Questo detto napoletano indica le persone che vogliono far ricadere le loro colpe su persone o su cose che sono completamente estranee ai fatti. Tradotto, il termine vuol dire la mano è buona, ma è la bilancia che vuole essere uccisa. Ma perché stiamo dicendo questo? Cosa c'entra? Ebbene, bisogna tornare un pochino indietro con gli anni, e anche di parecchi, quando i venditori ambulanti di frutta e verdura usavano le antiche bilance con i due piatti, da una parte si metteva il peso e dall'altra la merce. Ebbene, era molto comune che rubassero sul peso, quindi c'era una truffa. Quando magari a casa si tornava, si ripesava, ci si accorgeva di questa mancanza. Quando glielo si andava a dire, lui dava la colpa alla bilancia, non era colpa sua, quindi la sua mano era buona, ma era Valance che non andava bene, quindi la bilancia era guasta. Ecco da dove proviene questo modo di dire. Grazie, spero abbiate trovato interessante quanto ho detto e mi raccomando, mettetemi un like e seguitemi, grazie.